non può mancare lei con noi, Stefania Iannone, stasera molto bella, sexy, complimenti, buonasera. Tu stai molto bene. Grazie mille. Grazie, buonasera a tutti. Stefania, cosa presentiamo stasera? Allora, presentiamo un brano nuovo dal titolo Porte-moi goûter, scritto dal grande Antoine, che salutiamo affettuosamente e spero che piaccia a tutti quanti questa bella canzone. A chi la vogliamo dedicare? A tutto il pubblico di Cantiamo Napoli, a te, a tutti quanti e soprattutto le persone che hanno litigato, gli innamorati che stanno un poco in astio, e di fare pace e di volersi bene, perché l'amore è la cosa più importante del mondo. Fate pace al più presto, mi raccomando, ve lo consiglia anche Stefania Iannone. Sposatevi, sposatevi. Ne approfitto con te per salutare Radio Orion, di cui sei una delle speaker molto brava, nonostante brava cantante, anche una bravissima speaker, Stefania. Ce la caviamo, ce la caviamo. Grazie. Salutiamo, ciao! Ciao a tutti! E non ci resta che salutare chi ci segue da casa. Cantiamo Napoli! Parlo da sola, rindo specchio perché non tengo a nessuno. Quando stiamo appiccicate, vivo da sola. Questa solitudine mi buca il cuore. Esiste solo tu, l'unico che mi fa guarire. Porte-moi goûter, con l'occhio tuoi fammi vedere che esistono giornate che ne sono, non è cambiato niente. È bella ancora, porte-moi goûter, a camminare per mezze strade, poi a Luca da tutte case, che mi fatto pace, stiamo innamorati e te, non finisce così, questa favola che per me è senza fine. Porte-moi goûter, non vivo più se non ci sei. Voglio da carezzare, voglio tornare con te a fare pace. Porte-moi goûter, con l'occhio tuoi fammi vedere che esistono giornate che ne sono, non è cambiato niente, la vita è bella ancora. Porte-moi goûter, a camminare per mezze strade, poi a Luca da tutte case, che mi fatto pace, stiamo innamorati e te, innamorati e te, non finisce così, questa favola che per me è senza fine. Porte-moi goûter, non vivo più se non ci sei, io sto sempre qua, ho solo te. Oh, solo